Figuera-Torino si ripercorre a ritroso la strada fatta ieri nel finale. Attento operatore, stai andando anche tu a ritroso. Questa volta c'è presto tour di battaglia. Sono Ponte, Cher e Gismondi che se la squagliano dopo un'ora di corsa ed acquistano in breve un vantaggio considerevole perché il gruppo non sembra preoccupato del loro tentativo. Sulle rampe del Colle di Nava i tre insistono, forse anche perché, incredibile ma vero, Cher pare spronato dal miraggio di togliere la maglia rosa al proprio caposquadra Koblet. Alle loro spalle altri audaci stanno per lasciare il gruppo che pedala sonnacchioso sotto il caldo sole pomeridiano. Finalmente qualcuno suona la sveglia e si lancia all'inseguimento. Nel finale si forma un gruppetto di 14 corridori. Sono Giudici, Cher, Gismondi, Baroni, Conterno, Pasotti, Biagioni, Vincenzo Rossello, Benedetti, Lucionnet, Ponte, Roma, Pellegrini e Serena, che con 5 minuti di vantaggio sul grosso puntano decisamente su Torino, dove l'arrivo viene giudicato sulla pista del velodromo. È Giudici che batte di prepotenza lo svizzero Cher. Il volitivo gregario di